Signora mia, non mi riconoscevo. Come state? È così, grazie a Dio. E voi? E così, da quando non vi vedevo? Ignor sì, da morte del marito mio. Gesù, che mi dite? Io non sapevo. E quando fu, signore? Mo vedi che io fu verso ottobre, dico bene. Io stavo a Fratta, al capizzale di Zizio. E come fu la disgrazia? Ve l'ho detto, improvvisamente. Cielo! E sono rimasta sola. Un disguido. E ve ne andasta là. Si intende. Sono passato all'ospedaletta. In un modesto quartino, ora mi basta. Una donna sola si deve adattare. I tempi. E percepita la pensione. Soltanto i 12esimi, signore. È stata una tracolla bella e buona. Non c'è che fa. Si fa quel che si può. Ma l'epoca è difficile, ho ragione. E chi vi può dare torto? Non ci vuole, l'epoca è tanta infame. È questione che uno si priva, si comprende, poi passaggio da uno stato a un altro stato, così di botto, una povera donna, moglie di un galantuomo, un'impiegata, si trova sola, esposta. Che da fa? Signore, raccomandiamoci alla Madonna, che soltanto essa la forza ci può dare. Quello così, con una salute forte, che sembrava un toro, poveretto, alto, tuzzava la capa sotto la porta, sotto, tutto ad un tratto, un colpo apopletto. Gesù, 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 che brutta morte! E quando ci pensa, s'era rotto in petto. Saluto a voi, finì. E vedete la sorte? Signore, ho perduto il mio più caro oggetto. Oh, che sventura! Capite? Ebbi a morire, con scorsi tutta sbattuta, e paraiera, che impressione! Io non ve lo so dire. Voi lo conoscevate? La verità, che bell'uomo, signore, un granatiere, che andava buffo per le società.